Buongiorno, questa è una conferenza stampa. Buongiorno. Questa è una conferenza stampa di presentazione di un progetto di legge regionale che è già aperto alla sottoscrizione dei colleghi consiglieri regionali. Ringrazio per la presenza il collega Renzo Masolo di Europa Verde e soprattutto i ragazzi Marco Nimis, che sono qui con me, e Lucrezia Ludovici. Uno è coordinatore regionale della rete degli studenti medi del Veneto e Lucrezia è la rappresentante della Unione degli Universitari. Il progetto si intitola Diritto alla mobilità sostenibile e all'accesso al trasporto pubblico locale per le giovani generazioni. Abbiamo proprio pensato a loro perché purtroppo, come molti sanno, la Regione del Veneto non è tipicamente una regione per i giovani. Tantissimi sono quelli che, finita magari il periodo di obbligo scolastico, se ne vanno, lasciano questa regione, se ne vanno all'estero o addirittura in altre regioni. L'obiettivo della proposta di legge in sintesi è quello di promuovere la mobilità sostenibile. Vado avanti, se... No, anzi, eccolo qua. Promuovere la mobilità sostenibile, garantire un trasporto pubblico locale o agevolato per giovani, studenti e lavoratori, perché si rivolge sia a studenti che a lavoratori giovani sotto i 26 anni, e le misure chiave sono in sostanza il trasporto appunto gratuito per studenti fino al termine dell'obbligo scolastico, che come sappiamo corrisponde ai 16 anni, per giovani fino ai 26 anni, quindi gratuito con ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro, e in proporzione al reddito sempre per i giovani fino a 26 anni con tariffe agevolate. Sappiamo anche che questo è una realtà in altre regioni come la Lombardia, ad esempio, per cui i ragazzi hanno il trasporto gratuito fino ai 14 anni. In Emilia-Romagna, ad esempio, anche lì è gratuito il percorso casa-lavoro e sappiamo anche che in tante città europee questa è una realtà già da qualche anno, perché appunto si vuole investire su una mobilità sostenibile e sui giovani, cosa che purtroppo in Italia si tende a fare meno. La proposta si rivolge a tutti i giovani under 26 residenti in Veneto, studenti e o lavoratori, con una stima approssimativa di circa 1 milione di potenziali beneficiari. Sono 485.000 gli under 16, quindi con il trasporto pubblico gratuito tout court, 475.000 gli under 26 ai quali andrebbe applicata la tariffa agevolata. Si tratta quindi, capite bene, di una rivoluzione culturale. I benefici sono tantissimi perché avremo subito una riduzione dei costi per tutte le famiglie e credo che in un periodo come questo sia molto utile. Una maggiore autonomia per i giovani che avranno appunto libertà di movimento, come era lo slogan di questa proposta, in tutta la regione. Un minore inquinamento atmosferico, perché anche a questo cosa ci teniamo particolarmente. La riduzione del traffico automobilistico, con minori costi di manutenzione, pensiamo a tutti i costi relativi alla manutenzione stradale, e anche una maggiore sicurezza stradale, ovviamente minori incidenti legati al trasporto pubblico, al trasporto privato. Educazione poi al mezzo pubblico, diciamo un cambio di mentalità, di cultura e un incremento dei passeggeri che anziché arrivare con decine di auto arriverebbero con un unico mezzo pubblico, magari un bus o un treno. Si può fare, come dicevo prima, il trasporto pubblico gratuito o agevolato è già presente in altre regioni, tra cui Emilia-Romagna, Lombardia, Campania, Umbria, Toscana e nella provincia autonoma di Trento, con i distinguo che facevo prima. Veneto non è una regione per giovani. Oggi il Veneto perde
ogni anno circa 10.000 ragazze e ragazzi. Nel 2022 erano 5.200 quelli che si sono trasferiti in altre regioni italiane, 4.500 quelli che si sono trasferiti all'estero. Le destinazioni principali sono Emilia-Romagna, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, altri paesi europei, dove appunto, come vi dicevo, in alcuni di questi si applica proprio la tariffa agevolata o gratuita per il trasporto pubblico dedicata ai giovani. Serve quindi una legge per rendere il Veneto amico dei giovani, facile da girare. Chi paga? Qui arriviamo alla centralità forse della proposta, perché noi abbiamo previsto insieme all'ufficio bilancio del Consiglio regionale, che ringrazio per appunto aver fornito una stima approssimativa, chiaramente non può essere altrimenti. Il primo anno di applicazione di questa proposta di legge dovrebbe avere un finanziamento di circa 9,5 milioni di euro e questa copertura finanziaria deriverebbe dall'aumento dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di 0,98 punti percentuali per redditi superiori a 50.000 euro. Questa è una storica proposta che abbiamo fatto come opposizioni al Consiglio regionale e naturalmente escludiamo le famiglie con persone con disabilità, questo deve essere importante. Facendo un banale esempio, pensando a un reddito di 100.000 euro, pensate che questa misura andrebbe a costare 41 euro al mese, ma in realtà 41 euro al mese sono una cifra molto più alta di quello che serve per la realizzazione di questa proposta di legge, ovvero del trasporto gratuito per i giovani, perché abbiamo pensato a anche una serie di altre esigenze, ad esempio con i restanti, quindi partiamo da un potenziale di 50 milioni di euro con questa addizionale all'IRPEF di 0,98% su redditi superiori a 50.000 euro. Quindi ne ricaviamo 50 milioni, 9 milioni e mezzo li dedichiamo al trasporto pubblico locale gratuito. La restante parte, naturalmente, possiamo decidere di investirla, valorizzare altre misure. Dal nostro punto di vista, anche questa è una esigenza condivisa da tutte le opposizioni. Si parla di borse di studio universitarie, quindi finanziamole perché è necessario che i giovani rimangano nel nostro paese, nelle nostre università, a lavorare qui. È assurdo spendere soldi per far studiare ragazzi che poi se ne vanno dall'Italia, dal nostro paese. Altri interventi che si possono fare sono a sostegno delle famiglie, con finanziamenti ad esempio per gli asili nido. Anche questa è una misura che addirittura è stata inserita all'interno della programmazione economico-finanziaria della Regione del Veneto, per volontà anche della maggioranza, e qui è giusto sottolinearlo, con un emendamento che è stato presentato da un consigliere della Lega, che diceva espressamente una previsione di asili nido gratuiti, o comunque poi si è andati verso una progressiva riduzione delle rette degli asili nido. Quindi anche questo è un tema particolarmente sensibile per i tempi in cui viviamo oggi. Quindi ovviamente le famiglie che fanno pochissimi figli, si arriva a farli a un'età molto avanzata e tanti decidono proprio di non averne per anche il costo della vita in sé, che è diventato ormai inaccessibile per tantissime famiglie. E pensiamo anche, non solo ai giovani, anche alle persone più anziane, una riduzione delle rette delle RSA che sta diventando veramente una mazzata per tantissime famiglie con anziani a carico. Parliamo di rette che superano anche le 3.000 euro al mese, quindi capite bene che ha un costo veramente difficile da sopportare per tanti. Quindi questa è la proposta in estrema sintesi. Lascerei la parola a Marco Nimis, intanto, poi anche a Lucrezia, perché appunto ci piaceva anche l'idea di dare la parola ai giovani e sentire cosa ne pensano e cosa si può effettivamente fare per migliorare la situazione di
Voi giovani, vorrei dire anche noi, ma ormai insomma io ho un'età che ha superato i 26. Grazie. Allora, grazie intanto ad Erika Baldin per l'invito a questa conferenza stampa. Diceva bene prima, il Veneto non è una regione per giovani. All'ultima tornata di elezioni regionali, qui nella nostra regione appunto avevamo costruito una piattaforma che si chiamava Una ragione per restare, una regione per sognare, che parlava appunto delle problematiche che gli studenti e i giovani in generale in Veneto vivevano quotidianamente. Il punto principale, o comunque uno dei punti principali su cui ci battiamo come associazioni e organizzazioni studentesche e rappresentanze degli studenti in questa regione da anni, è proprio quello dei trasporti. Dobbiamo tener conto in primis che il legame tra servizio di trasporto pubblico e diritto allo studio è inscindibile. In questo momento noi abbiamo una serie di problematiche rispetto al trasporto pubblico in Veneto. In primis è un trasporto estremamente frammentato. Noi abbiamo più di 15 aziende di trasporto pubblico in questa regione. Per prendere un esempio, se andiamo in Emilia ne troviamo 4. Questo cosa comporta? Non comporta solo un'eterogeneità del servizio sul territorio, comporta il fatto che gli studenti per spostarsi ad esempio da provincia a provincia, se devono andare a scuola o all'università in province appunto distanti da dove abitano, si trovano addirittura non solo a dover pagare per un anno un abbonamento costoso ai servizi di trasporto, ma a doverne magari pagare anche 2 o 3, perché attraversano appunto territori serviti da diverse ditte di trasporti. L'altro problema ovviamente è quello del costo. Noi in questo momento ci troviamo davanti a delle famiglie per quanto riguarda gli studenti o degli studenti soli appunto per quanto riguarda magari gli studenti fuori sede all'interno della nostra regione o che vivono appunto da soli e che vanno all'università, che per pagarsi il trasporto circa pagano una media di 400-500 euro l'anno. Io mi ricordo appunto quando andavo alle superiori e ancora purtroppo le cose non sono cambiate, la media circa era di 40-50 euro per abbonamento mensile. Ecco, ci rendiamo conto che nel momento in cui noi all'interno della nostra Costituzione, all'interno di questo Paese, diciamo che il diritto allo studio deve essere un diritto garantito alle famiglie e a tutti, e allo stesso tempo noi obblighiamo, perché è un obbligo, gli studenti e le famiglie degli studenti a dover caricarsi sulle spalle spese che arrivano alle centinaia di euro appunto all'anno per poter permettere ai figli di raggiungere semplicemente i plessi scolastici, ecco, in questo caso non si può parlare di istruzione gratuita e garantita. Da questo punto di vista, di per sé, noi ci ritroviamo davanti anche a un problema di possibilità di realizzazione dei giovani che abbiamo all'interno del nostro territorio, perché ci ritroviamo appunto ad avere addirittura famiglie e studenti che decidono di non iscriversi alle scuole superiori, ad esempio, che incarnano meglio il loro sogno magari o la loro voglia di fare un determinato tipo di percorso perché sono troppo distanti e si ritrovano ad iscriversi a istituti che semplicemente per vicinanza geografica non comportano spese come, ripeto, 400-500 euro al mese. Noi per anni tra l'altro avevamo provato a interloquire con la regione, con l'ex assessora Donazzan rispetto a varie progettualità come poteva essere quella del biglietto unico. La Regione Veneto in questo ha mosso pochissimi passi negli ultimi anni, ha avviato qualche sperimentazione che dobbiamo dire era intanto si è conclusa, ma soprattutto era finalizzata soprattutto a dare risposte alle necessità dei turisti e delle persone che già tendenzialmente potevano permettersi di pagare i trasporti. Riguardo alle agevolazioni sugli studenti e per le famiglie non c'è mai stato nulla e noi pensiamo sia importante che anche i cittadini di questa regione siano consapevoli che le priorità anche dal punto di vista regionale rispetto agli studenti sono molto poche in questo momento, almeno per quello che è il percorso politico e le risposte politiche che ci siamo sentiti dare. Di conseguenza noi pensiamo appunto che questa legge non sia solo una legge fondamentale per la sostenibilità ambientale, non sia solo una legge fondamentale tra l'altro per migliorare anche la circolazione all'interno delle nostre città, ma sia una legge fondamentale per quanto riguarda il diritto allo studio. Coprire e rendere gratuiti gli abbonamenti alle famiglie e agli studenti fino ai 16 anni o comunque riuscire ad avere delle agevolazioni in base all'ISEE per gli studenti fino ai 26
6 anni, in questo momento è una battaglia di diritto allo studio, e per questo una regione che si gira dall'altra parte noi pensiamo che sia inaccettabile. Chiudo con un piccolo esempio rispetto alla copertura economica e all'aumento appunto dell'aliquota sull'IRPEF. Uno studente in media, penso che sia azzeccato l'esempio fatto dalla consigliera, paga appunto per un mese di trasporto pubblico circa 40 euro. Quindi sono soldi che escono già dalle famiglie in questo momento e che garantirebbero, come si diceva prima, non solo tra l'altro la copertura del trasporto pubblico gratuito per gli studenti, ma tantissime altre necessità che in questo momento le famiglie, gli studenti e i cittadini del Veneto hanno bisogno di vedere intanto ascoltate e poi appunto risolte da questa regione. Grazie mille Marco. Tra l'altro hai colpito proprio direttamente un altro tema, quello del biglietto unico, che era uno dei punti programmatici di questa regione, ma che finora non è ancora diventato realtà e non sappiamo nemmeno quando, se lo sarà. Quindi, come dicevi tu, giustamente bisogna fare l'abbonamento del treno, l'abbonamento del bus, l'abbonamento del vaporetto, insomma è un crogiolo di abbonamenti, di tasse, di tariffe che veramente si fa fatica poi a venirne a capo e con costi ovviamente esorbitanti. Lascio la parola alla fine a Lucrezia Ludovici, grazie. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ringrazio anche Erika Baldin per l'invito che accogliamo volentieri, perché un'interlocuzione con l'istituzione di questa regione è prioritaria anche per le studentesse e gli studenti universitari. Io partirei quindi da questo dato: la maggioranza delle studentesse e degli studenti iscritti nelle università di Verona, di Padova e di Venezia sono pendolari. Facendo l'esempio specifico di Venezia, sia Ca' Foscari sia UA, probabilmente più UA che Ca' Foscari, la maggior parte dei corsi di laurea hanno il 75% di studentesse e di studenti che viaggiano quotidianamente ogni giorno per ore su bus e su treni. Un impatto quindi significativo sulla quotidianità accademica. Cercando di allora considerare l'università non solo come un luogo di sapere, ma anche come un luogo di aggregazione, di socialità, di partecipazione attiva alla vita del territorio, quelle studentesse e quegli studenti, nel momento in cui, come ci ha raccontato Marco, non hanno delle tratte che le collegano alle loro case in alcuni territori, o penso anche al tema della riduzione del trasporto durante le fasce del pomeriggio, del termine del pomeriggio e della sera, sono quelle stesse studentesse e quegli stessi studenti che quindi dal Veneto scelgono di continuare a essere in Veneto, non possono però vivere a 360 gradi l'esperienza universitaria. Vuol dire non riuscire a partecipare ai collettivi artistici, culturali, frequentare le convenzioni che poi vengono magari finanziate dall'università con i cinema, con i teatri. Vuol dire non sfruttare appieno le possibilità, a volte virtuosissime, che si hanno con i centri universitari sportivi. Studenti, anche molto in gamba, che spesso non hanno la possibilità di diventare magari degli atleti, adesso non so, gli europei, però probabilmente che possono valorare con la bandiera della propria università, con la maglietta della propria università, i campionati, anche i campionati nazionali. Penso a Venezia anche agli sport nautici. Io ho seguito come rappresentante per lo sport delle persone che non riuscivano a sostenere ad esempio gli allenamenti a Sant'Alvise o in Giudecca. Questo è un peccato, perché vuol dire che devono fare delle scelte e ovviamente la priorità rimane quella dell'università. Lo strato di complessità però aumenta e vorrei quindi arrivare al secondo dato, che avete anche voi in realtà già accennato. Le studentesse e gli studenti in Veneto, nel momento in cui sono bravi e sono in difficoltà economica, quindi hanno tutto il diritto ad avere la borsa di studio, al 70%, ritorna questo 70%, sono idonei non beneficiari. Questo vuol dire che dopo più di un anno, qui adesso stiamo vedendo l'erogazione del contributo della borsa di studio del 2022, quindi che dovevano avere nel 2022, ecco, studenti che o scelgono di indebitarsi o scelgono, e questa è una cosa molto grave, io in questa settimana l'ho visto già nei welcome day, quindi matricole che hanno avuto magari dei fratelli più grandi, delle sorelle più grandi che hanno visto che la famiglia non riusciva a dare tutto, già stanno valutando di cogliere con le banche, le convenzioni che hanno l'università con le banche, di chiedere un prestito. Questo è inaccettabile, perché sono persone che hanno 19 anni, 20 anni. O appunto sono delle studentesse e degli studenti
che hanno difficoltà e quindi si iscrivono a tempo parziale e mettono in secondo piano la carriera accademica per trovare un lavoro part-time. Quando penso allora a cosa possiamo fare di concreto come giovani, oltre che l'interlocuzione con le istituzioni, per richiedere un alleggerimento a fine anno alle spese che deve affrontare quella studentessa, quello studente e la famiglia che sostiene quella persona, ecco, riuscire ad avere un trasporto gratuito o un trasporto calmirato funziona e secondo me è anche molto logico, perché nei consigli di amministrazione delle nostre università, nelle commissioni tasse in cui siamo rappresentanti, cosa vediamo? Che come in realtà è a livello anche costituzionale, è proporzionale al reddito la tassazione, quindi vuol dire che fino a i 23.000, battaglia fine 30.000, l'estensione della no tax area, quindi non paghi, o hai la parificazione ISEE, viene nominata così, quindi paghi in proporzione a quanto te lo puoi permettere. Perché questo non deve invece accadere per il trasporto? E vado verso una conclusione, anch'io diciamo su una slide che mi ha colpito particolarmente, perché secondo me suona molto bene per i giovani, quando parliamo di rivoluzione culturale. Ho letto anche la proposta, fa degli esempi interessantissimi su questi giovani che quando riescono, quando possono permetterselo, anche grazie ai contributi dell'Unione Europea, viaggiano, vedono, no, altri paesi, però forse a volte non è nemmeno così necessario andare dall'altra parte d'Europa, basta andare in Trentino. Ci sono la possibilità di vivere la città con dei servizi di mobilità. Sto cercando la va bene, se l'aspetta allora così. Eccola qua, questa qua, esatto. Ecco, in cui c'è un cambio di mentalità. Vuol dire che noi viviamo dei momenti in quelle esperienze di viaggio, ma anche appunto in altre regioni d'Italia, in cui si può scegliere di investire su una concezione della città che metta al proprio centro chi la vive. Quindi riuscire a incrementare un numero di passeggeri vuol dire anche non pensare alla sostenibilità solo a livello quindi ambientale di inquinamento atmosferico, ma una sostenibilità sociale. E facendo allora il ragionamento che avevate accennato prima su come questo tipo di misura potrebbe anche allora interessare altre categorie, penso alle persone più anziane, qui c'è un parallelo virtuoso con gli stessi interessi che hanno i giovani. E nel momento in cui all'interno delle città pensate a quindi una scala urbana a passo d'uomo, diciamo così, a passo di essere umano, noi possiamo rivalutare delle zone di verde di risulta che diventano dei parchi o delle tratte che sono solo, penso soprattutto nei centri storici o limitrofi, diciamo, fino alla periferia, in cui si vive con servizi di prossimità alla città. Chiedo scusa se è solo di architettura, quindi adesso è automatico. Però questo ci porta quindi a vedere come se la disegnassimo noi questa città del futuro, questa proposta verde, questa proposta sostenibile a 20, 23, 25 anni, la immagineremo così ed è importante. Grazie Ludovica per gli spunti, il contributo e questo vi fa capire anche come sia essenziale in un panorama anche politico la presenza di giovani e spero veramente che magari uno dei due sarà protagonista nel prossimo futuro anche per le politiche regionali. E hai citato lo sport, anche questa è una proposta che va a favorire una serie di altre attività, appunto tra cui anche lo sport, chiaramente rendendolo più accessibile per tutti. E il tema delle borse di studio è un altro tema veramente importantissimo. Mi risulta anche che non abbiate mai avuto modo di interloquire con l'assessore regionale, almeno quello precedente. Speriamo insomma che continuando a battere il chiodo si riesca poi nell'intento di cambiare un pochino le cose. Ringrazio ancora per l'attenzione anche chi ci segue in collegamento e alla prossima.